Questa sera l'acqua della laguna tocca a quella del mare. Erano le 22:51 del 12 novembre 2019 quando il picco di marea raggiunse i 187 centimetri con una velocità disarmante. Solo una volta si era superato il livello, nel 1966 quando l'acqua arrivò a 194 centimetri, ma forse non con la stessa violenza di 2 anni fa, non con quel vento impetuoso, non con le onde in piazza San Marco. Quei 187 centimetri in breve tempo hanno sommerso la città, provocando uno scenario apocalittico. Immagini che nessuno dimenticherà, immagini di una Venezia ferita e sommersa, raccontate nel documentario L'Apocalisse di Venezia di nostra produzione, che sarà trasmesso questa sera su Antenna 3 alle 21:15. Guarda, questo è da Garibaldi, ok? C'è un fiume, io non riesco ad andare avanti, con 90 kg che so, non riesco ad andare avanti, sono nascosto qua in caletta. Nel corso della giornata le previsioni subivano modifiche continue, ma nessuno si sarebbe aspettato di arrivare a tanto. Un fenomeno raro, impossibile da prevedere, una commistione di pioggia e vento fortissimo, un incrocio micidiale che ha portato la marea a salire in pochissimo tempo, quanto bastato per provocare milioni di danni, e così, come è salita, con la stessa velocità è scesa. Indimenticabile l'immagine del vaporetto alla deriva dopo aver sradicato una bricola. Ci siete? Via, via! Il mattino seguente la città era incredula e oltre ai danni si contava già una vittima, a Pellestrina. Nella cripta della Basilica di San Marco, nel momento di picco massimo, si misurava dalla pavimentazione quasi 1,10 m di acqua. Quel giorno si sono mobilitati tutti, il sindaco Brugnaro, il presidente Zaia che ha attivato l'unità di crisi alla protezione civile e gran parte della politica nazionale. Il premier Conte è arrivato insieme al ministro De Micheli promettendo che il Mose sarebbe stato azionato quanto prima. Nei giorni seguenti Venezia fu colpita ancora. Mai si erano registrate 4 maree superiori ai 140 centimetri in una settimana. Ma questo non ha piegato la città e i veneziani, che a distanza di 2 anni possono sperare di non vivere più quei momenti grazie al funzionamento del Mose.